Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Presidente della Regione Mario Oliverio interrompe la comunicazione con il commissario ad acta della sanità in Calabria, Massimo Scura. In 2 anni, dice il governatore, non sono mai riuscito a dialogare con lui. Grido d'allarme da parte del sindaco pugliese e del consigliere regionale Sculco per i continui tagli alla sanità che penalizzano il crotonese. È il caso del Marrelli Hospital, su cui dicono c'è l'accanimento di Scura. Stop all'incremento dei vitalizi, lo ha deciso la conferenza dei capigruppo, se ne discuterà il 10 maggio in Consiglio regionale. Intanto istituito gruppo di lavoro ad hoc, il risparmio è di 1.200.000 euro. Ci sono dei mestieri che nessuno vuole fare, nostro viaggio fra i piccoli imprenditori, spesso artigiani, che faticano a trovare apprendisti. Finita dopo 2 mesi la latitanza di Paolo Cara, ritenuto vicino alle cosche di San Luca. L'uomo coinvolto nell'operazione Passo di Salto è stato arrestato al valico del Brennero dai carabinieri. Un 21enne di Rossano è stato arrestato dai carabinieri per aver colpito con un fucile detenuto illegalmente il fratello. La lite scaturita da futili motivi. I carabinieri hanno posto i sigilli ad una discarica non autorizzata a Castellace nel Reggino. I rifiuti venivano smaltiti nell'area dal 2014. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di sanità perché è scontro aperto fra il presidente della regione Mario Oliverio e il commissario ad acta Massimo Scura. Da 2 anni, dice il governatore, non dialogo con lui. L'ultima vertenza, quella dei laboratori, segna un ulteriore allontanamento. Provvedimenti, dice Oliverio, assunti senza coinvolgere la struttura regionale. Il nostro servizio, vediamo. Il commissario ad acta per la sanità in Calabria, Massimo Scura, nominato dall'allora governo Renzi, e il presidente della regione Mario Oliverio, stesso colore politico, visioni diametralmente opposte. Chi non vuole dialogare con chi in un comparto così delicato non è dato sapere. L'uno addossa la colpa all'altro, di certo Oliverio ha interrotto la comunicazione. È da oltre 2 anni che non parlo col commissario e non ci parlo perché il commissario è un fattore di aggravamento delle condizioni del sistema sanitario calabrese. Ho più volte chiesto al governo di valutare questa situazione e lo dico ancora oggi, malgrado il governo fosse anche della mia parte politica, ha assunto una responsabilità grave nel non ascoltarci, nel non tenere conto che noi in questi anni denunziavamo una situazione insostenibile non per avere potere o per acquisire potere, perché semmai c'era e c'è una responsabilità assumendo la guida della sanità, ma perché i calabresi fossero appunto tenuti in considerazione nel loro primario diritto alla tutela della salute. Su 2 fronti opposti, anche nell'ultima vertenza che vede contrapposte le strutture private accreditate e i provvedimenti varati dalla struttura commissariale, i famosi decreti 70 e 72, di cui alla Lamezia si è chiesta la sospensione. Scura non lo incontro perché quando l'ho incontrato nella prima fase praticamente andava sulla sua linea senza ascoltare la regione, tant'è che questi provvedimenti che sono stati assunti a danno del sistema dei laboratori che operano in Calabria sono stati assunti senza il parere del Dipartimento Salute, senza che fossero istruiti i decreti da parte del Dipartimento Salute della Regione, prova che appunto c'è un commissario di nomina governativa che cammina per conto suo. Inutile dire che Scura nell'incontro con i sindacati Federlab e Anisap non c'era, al contrario del governatore, una situazione che genera rallentamenti e confusione in quella sanità da cui i calabresi spesso scappano a danno di tante professionalità e delle prestazioni di qualità che pur ci sono in questa terra.
E sul commissario Massimo Scura puntano il dito anche il sindaco di Crotone Pugliese e il consigliere regionale Sculco per i continui tagli alla sanità che penalizzano proprio il territorio del crotonese. Il caso del Marrelli Hospital, su cui dicono c'è l'accanimento del commissario. Sentiamo. Hanno chiesto un incontro urgente al presidente della regione Mario Oliverio, il sindaco di Crotone Ugo Pugliese e la consigliera regionale Flora Sculco per esaminare, scrivono, la grave situazione che nuovamente è venuta a determinarsi nella sanità privata a seguito dell'ennesima decisione penalizzante adottata dal commissario Scura. Un grido di allarme lanciato non solo dai laboratori calabresi e della provincia di Crotone, ma anche dal comitato Marrelli Hospital, una struttura che nuovamente si vede costretta a far fronte, per via di azioni di riordino e di risanamento del sistema sanitario calabrese, a gravi conseguenze economiche e occupazionali. Un'odissea che sembra non finire mai, siamo ancora qui al Marrelli, riuniti in assemblea per decidere che percorso intraprendere rispetto ai tagli che emergono dagli ultimi decreti che il commissario Scura ha inteso registrare. Io voglio ricordare che il commissario Scura è scaduto, che prima o poi bisognerà pensare, mi riferisco al nuovo governo nazionale, di sostituire questa figura e riconsegnare nelle mani del legittimo destinatario, che è il governatore della Calabria, i poteri sulla sanità calabrese. Dato anche che il 70% delle risorse proprie del bilancio regionale sono risorse destinate alla sanità calabrese. Stiamo pagando un prezzo altissimo dal commissariamento dell'ingegnere Scura e lo sta pagando in particolar modo il territorio della provincia di Crotone e nello specifico la struttura del Marrelli Hospital, che nonostante abbia dimostrato con il budget risicato che è riuscito ad ottenere dopo delle dure battaglie di poter lavorare bene, ha dimostrato le grandi potenzialità che è in grado di mettere in campo, ancora una volta con i nuovi decreti ritroviamo ulteriori tagli che non consentono di fatto a questa struttura di poter operare come dovrebbe e come vorrebbe. L'assemblea pubblica organizzata nei giorni scorsi a Crotone presso il Marrelli Hospital ha visto la partecipazione di centinaia di lavoratori e rappresentanze sociali, politiche e istituzionali che non si spiegano questo accanimento terapeutico perpetuato ai danni della struttura, che invece dovrebbe semplicemente essere aiutata, sostenuta e incentivata, perché costituisce una speranza di una sanità migliore a Crotone per l'intera Calabria. Commissario Scura, qual è il mio giudizio, e continuo a ripeterlo, attua una politica assolutamente inadeguata per quelle che sono le esigenze della sanità calabrese, ha inteso ulteriormente penalizzarci, e per cui noi non ci stiamo assolutamente, siamo pronti a un atto di protesta particolarmente intensa, siamo disposti anche ad andare a Roma per trovare un interlocutore in grado di ascoltare le nostre esigenze, che poi sono le esigenze della sanità calabrese. Adesso parliamo di politica, perché c'è lo stop all'incremento dei vitalizi, lo ha deciso la conferenza dei capigruppo, se ne discuterà il prossimo 10 maggio in Consiglio regionale. Intanto è stato istituito un gruppo di lavoro ad hoc, il risparmio è di 1.200.000 euro. Stop all'incremento dei vitalizi è quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo coordinata dal Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, che si è riunita a Palazzo Campanella. Il prossimo 10 maggio, nella seduta del Consiglio regionale, all'ordine del giorno è stata inserita la proposta di legge recante interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abolizione, adeguamento Istat. Il testo prevede la cancellazione dell'incremento periodico dei vitalizi e l'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli ex consiglieri regionali. La misura porterà ad un risparmio da qui alla fine della legislatura pari a 1.200.000 euro da destinare a politiche per sostenere il diritto allo studio. Parallelamente sarà portato avanti in maniera spedita il più ampio processo di riforma del sistema previdenziale dei consiglieri regionali, che risponda ulteriormente alle esigenze di sobrietà e rigore morale fortemente avvertite dai cittadini.
In questo senso, infatti, si è deciso di istituire un gruppo di lavoro ad hoc composto dai consiglieri Giuseppe Giudice Andrea e Giovanni Nucera, ai quali si sono uniti i consiglieri Orlandino Greco e Domenico Tallini, con un termine di 15 giorni per portare a sintesi le proposte formulate fino ad oggi. L'organismo istituzionale ha affrontato numerosi temi, sia riguardo alle riforme avviate in itinere che sulla programmazione delle prossime sedute assembleari. Un'altra novità riguarda il collegamento telematico fra la banca dati del Consiglio regionale e la Corte dei Conti, che consentirà alla magistratura contabile di monitorare in tempo reale nel dettaglio la spesa dei gruppi, un sistema che il Consiglio regionale della Calabria sperimenta per primo in Italia e che introduce ulteriori modalità di trasparenza in aggiunta agli sforzi prodotti per contenere le spese della politica, passate da 4,4 milioni di euro del 2011 a 1,6 milioni nel bilancio di previsione 2018. Ed ora per la pagina del lavoro, a 24 ore dalla manifestazione indetta per la giornata del 1° maggio, noi scegliamo di parlare ancora di lavoro, in particolare di quello giovanile, a fronte di un tasso elevatissimo di disoccupazione nella fascia di età compresa fra i 15 e i 24 anni. Ci sono dei mestieri che pochi giovani vogliono fare, commercianti e artigiani alla ricerca di manodopera spesso non trovano disponibilità. Il centro per l'impiego si offre come tramite fra le aziende e i ragazzi vogliosi di imparare a lavorare. Gianluca Pasqua, sentiamo. La Calabria tra le prime regioni d'Europa per tasso di disoccupazione giovanile. Il 55,6% dei calabresi tra i 15 e i 24 anni, certifica l'Eurostat, è senza lavoro. Dati preoccupanti che fotografano una situazione drammatica, eppure c'è chi nella nostra regione offre lavoro ma non riesce a trovare disponibilità o costanza. Pochi, a quanto pare, si cimentano nei mestieri, parrucchieri, gommisti, panettieri, faticano a trovare o a mantenere manodopera. I papà, no, durante i periodi estivi, quando finivano le scuole, portavano i figli qua. Dice, maestro, dice, me ce lo tenete per favore, dice, qualche mese. E veniva, ma adesso sono anni che non succede più, non viene più nessuno a chiedere, dice, per imparare il mestiere. Sono riuscito a fare una bella squadra comunque dopo un bel po' di anni di esperienza, e anche perché trovare dei ragazzi che hanno voglia di fare un mestiere è un po' difficile, nel senso che si trovano ma non hanno la costanza di seguire, vogliono tutto e subito. C'era una volta il garzone di bottega, chi si avvicinava agli esercizi commerciali o agli artigiani per guadagnare e imparare. Oggi la ricerca spesso non va a buon fine. I ragazzi come me, giovani, non hanno la tendenza di durare nel lavoro, mollano perché il lavoro è sacrificante, soprattutto per quanto riguarda gli orari, eccetera. Io lo faccio a parte perché la mia famiglia che me l'ha tramandato da generazione, per passione, è un lavoro che mi piace. Si adattano, magari proprio che hanno voglia di fare, che nascono con questa passione, no. Però ce ne sono tanti che lo fanno, si adattano, perché le alternative non è che siano poi tante. Sono stati, sì, dei ragazzi, però poi hanno fatto altre scelte. Sono sgonfiati? Altre scelte, forse è pesante il lavoro, non lo so. E allora non resta che rivolgersi a giovani stranieri, come Lami, 19 anni, gambiano, da qualche mese assunto in pianta stabile in un'autofficina. Una mano a chi cerca manodopera possono darla gli strumenti proposti dal Centro per l'Impiego, che indirizza le aziende verso soggetti disponibili da formare. Ci sono 3 strumenti particolari che danno la possibilità sia all'azienda, sia al ragazzo che decide eventualmente di intraprendere questo mestiere, di farsi conoscere un po' meglio, e sono i tirocini formativi. Cioè il tirocino formativo è uno strumento che immediatamente mette alla prova il ragazzo per vedere che vocazione, che propensione ha nell'intraprendere questi mestieri che richiedono questa passione e anche un sacrificio. Noi abbiamo in questo momento sia garanzia giovane per i ragazzi che sono sotto i 29 anni, sia dote lavoro per quelli che sono superiori ai 30 anni, un periodo di prova, quindi un tirocinio in azienda di 6 mesi, dove l'azienda ha la possibilità di conoscere meglio questo tirocinante
e avere la possibilità anche da parte dell'INPS anche di riconoscimento di questo rimborso spese per fare queste esperienze. Quindi noi consigliamo in questo momento particolare per le aziende che hanno difficoltà di approcciarsi a questo strumento, perché è l'unico modo, oppure l'apprendistato, perché è l'unico modo per fare appassionare, per far capire meglio l'importanza di questi mestieri. La cronaca adesso è finita dopo 2 mesi di latitanza di Paolo Cara, ritenuto vicino alle cosche di San Luca, ricercato dal 20 febbraio scorso perché coinvolto nell'operazione Passo di Salto che consentì di disarticolare un'organizzazione dedita al traffico, allo spaccio di droga nei centri del Catanzarese. L'uomo è stato arrestato al valico del Brennero dai carabinieri. Vediamo. Il 20 febbraio scorso era riuscita a sfuggire all'arresto nell'ambito dell'operazione Passo di Salto, coordinata dalla TDA di Catanzaro, che consentì di sgominare un'organizzazione criminale dedita alla produzione, al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Adesso la latitanza di uno degli indagati, Paolo Cara, di 29 anni, è terminata alla frontiera del Brennero. Ad intercettarlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Bianco. Il 29enne, legato da vincoli di parentela alla potente cosca Pelle Vanchelli di San Luca, si era rifugiato in Germania. Per gli inquirenti è un elemento di spicco dell'associazione che avrebbe rifornito di droga la città di Catanzaro e i centri del litorale ionico. Le indagini condotte dai carabinieri di San Luca sono state avviate dopo la fuga di Paolo Cara, grazie ad un'intensa attività investigativa supportata da numerose perquisizioni domiciliari, servizi di osservazione e pedinamenti nei confronti di persone a lui vicine. Gli inquirenti sono riusciti a localizzarli in Baviera, nella città di Augusta. Il 29enne, colpito da mandato di arresto europeo, probabilmente non sentiva più sicuro il suo rifugio, così ha deciso di partire per rientrare in Italia, ma appena varcata la frontiera del Brennero, l'auto sulla quale viaggiava insieme al fratello è stata intercettata dai carabinieri che lo hanno ammanettato. Sono 9 dall'inizio dell'anno i latitanti arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, 4 dei quali avevano trovato rifugio in Germania. Restiamo nel Reggino perché i carabinieri hanno posto i sigilli ad una discarica non autorizzata a Castellace. I rifiuti venivano smaltiti nell'aria, pensate un po', dal 2014. Una discarica priva delle autorizzazioni necessarie per smaltire correttamente i rifiuti dal 2014 è stata sequestrata dai carabinieri della Compagnia di Palmi e dai militari del Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria a Castellace, frazione di Oppido Mamertina, in contrada Quarantano. Militari giunti sul posto hanno notato la presenza di rifiuti di cartone sparso ovunque, plastiche di varia natura, sia in cumuli che ammassate, che in base alla documentazione acquisita risultano provenire sia da enti pubblici che da privati. Gli accertamenti successivi effettuati hanno messo in evidenza che l'impianto era sprovvisto dell'autorizzazione unica ambientale sin dall'ottobre del 2014. Il sito è stato posto sotto sequestro e il presidente del Mondo Vivo è stato denunciato per reati ambientali. Ma le emergenze nella piana non finiscono qui, perché i riflettori tornano ad essere puntati sul mega depuratore IAM che bonifica le acque di quasi tutti i comuni del territorio pianigiano, e sono proprio le associazioni ambientali, vere sentinelle a tutela di quest'area geografica, a lanciare l'allarme per i lavori che dovrebbero iniziare oggi 2 maggio, quando per 24 ore il mega depuratore di Gioia Tauro smetterà di funzionare per degli interventi di manutenzione. Il rischio, fanno sapere le associazioni, è quello dello sversamento dei reflui fognari nei 3 corsi d'acqua principali della piana, Mesima, Petrace e Budello, attraverso gli sforatori di piena e quindi senza essere depurati. Le associazioni pretendono che i comuni e gli organi di controllo predispongano tutte le attività necessarie a scongiurare ogni tipo di ripercussione sulla pubblica salute. Dal canto loro le associazioni si organizzeranno per dei monitoraggi lungo i 3 corsi d'acqua e nei pressi degli sforatori, documentando ciò che avverrà. Adesso la cronaca giudiziaria, una condanna e un'assoluzione, così si è concluso il processo con rito abbreviato scaturito dall'inchiesta denominata Robin Hood, coordinata dalla DDA di Catanzaro, che ha svelato la distrazione di circa 2 milioni di euro dal fondo per il credito sociale destino alle fasce deboli delle popolazioni calabresi. Oggi il GUP ha condannato l'avvocato Giuseppe Castelli Avoli a una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione. Il giudice
giudice ha inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e la confisca di beni del valore non superiore a 825.000 euro. Assolto perché il fatto non sussiste invece l'avvocato catanzarese Francesco Masciari, accusato di rivelazioni di segreti d'ufficio. Masciari, difeso dall'avvocato Giovanni Merante, subito dopo la sentenza ha commentato: da uomo e da professionista non trovo conforto nella decisione del giudicante, poiché da avvocato mi sono sfuggite dal principio le motivazioni fondanti il giudizio. Per gli altri imputati il processo con rito ordinario proseguirà il prossimo 14 maggio. Devono rispondere a vario titolo di truffa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione, peculato, turbativa d'asta e abuso d'ufficio. Al centro dell'inchiesta anche l'ex assessore regionale al lavoro Nazareno Salerno, accusato di aver intascato una tangente di oltre 200.000 euro. Coinvolti anche Pasqualino Ruberto di Lamezia Terme, ex presidente di Calabria Etica, società in house della Regione Calabria, l'ex direttore generale del Dipartimento regionale Vincenzo Caserta. Secondo l'accusa avrebbero tutti fatto parte di un comitato d'affari capace di mettere le mani sui fondi europei. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. I carabinieri della compagnia di Rossano hanno sottoposto a fermo un 21enne già noto alle forze dell'ordine. Secondo l'accusa avrebbe sparato un colpo con un fucile illegalmente detenuto contro il fratello al culmine di una lite per futili motivi. Il ferito, portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Rossano, ha riportato gravi lesioni. Dopo la sparatoria il presunto autore si è disfatto del fucile ed è fuggito, ma è stato rintracciato dai militari. I carabinieri hanno anche recuperato l'arma. Il giovane dovrà rispondere di tentato omicidio. C'è anche un giovane cosentino tra i ragazzi finiti nei guai a Rimini. Il ragazzo che partecipava al Music Inside Festival è stato trovato dalla polizia in possesso di alcol e droga. Un quindicenne che ieri pomeriggio si era allontanato da casa in pigiama e ciabatte è stato ritrovato dopo alcune ore di ricerche dai vigili del fuoco e dai carabinieri forestali. Sono stati la madre e il padre a dare l'allarme. Il minore è stato rinvenuto dai carabinieri in una zona impervia in località Carcelle di Caccuri, a circa 5 chilometri dal luogo della scomparsa. Era in buone condizioni ed è stato affidato ai genitori. Controlli dei carabinieri a Gioia Tauro nel Reggino, impegnate 200 pattuglie nel ponte del 1° maggio, 3 arresti effettuati, 15.000 multe elevate. Ancora una notizia di cronaca che arriva dal Cosentino, in particolare da Corigliano Calabro, dove ha forzato un posto di controllo dei carabinieri in pieno centro, ma dopo un inseguimento è stato fermato e trovato con una pistola pronta a sparare. Un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto di arma clandestina. Ed ora ci spostiamo a Vibo Valentia, dove in occasione del 1° maggio è stato istituito il villaggio del volontariato. Sentiamo. Il 1° maggio a Vibo Valentia ha assunto anche un altro altrettanto importante significato. La Kermesse, organizzata dalla Proloco al Parco Urbano Infatti, è anche la festa del volontariato, un'occasione per rappresentare alla cittadinanza un mondo unico e straordinario. Fare questo villaggio del volontariato, dell'associazione di volontariato, per noi è una vetrina delle associazioni. C'è anche occasione che, dobbiamo essere sinceri, c'è tanta gente, quindi le associazioni si mettono in mostra con i loro lavori, con le loro esperienze e loro si fanno vedere. È anche importante questo connubio tra lavoro e sociale, tipo il volontariato, per noi è una cosa fondamentale, una cosa importante e contiamo di ripetere anche nei prossimi anni. Rimane il problema principale che questo mondo deve affrontare in un momento nel quale le istituzioni sembrano fare un passo indietro e vedono i volontari sostituirsi alle istituzioni. Ci stiamo giorno per giorno sostituendo sempre di più alle istituzioni. Il mondo del volontariato risponde a quelle esigenze dove non risponde più la politica, dove non rispondono più le amministrazioni pubbliche, dove non rispondono più gli enti. Il nostro è un lavoro gratuito. Noi siamo dei volontari che diamo la nostra opera per mille cose, nella protezione civile, nella disabilità dei bambini, nel banco alimentare.
tappiamo quei buchi che dovrebbe coprire diciamo, l'amministrazione pubblica, come ho detto prima, gli enti. Diciamo che per noi è un lavoro, anche se è un lavoro gratuito. Ed ora ci spostiamo a Cittanova, dove il liceo scientifico Guerrisi ospita il progetto Erasmus. 30 tra studenti e docenti provenienti da 6 paesi europei per un progetto Erasmus dal nome Rainbow e ospitati dal liceo scientifico Michele Guerrisi. 5 giorni intensi in cui i ragazzi saranno immersi in varie attività didattiche e visite nel territorio pianigiano e reggino. La dirigente scolastica dell'istituto, Angela Maria Colella, parla di orgoglio e buona pianificazione del liceo scientifico cittannovese. A livello organizzativo abbiamo dovuto spendere tante energie, ma siamo soddisfatti. C'è un impegno abbastanza complesso per poter candidarsi, bisogna avere determinati requisiti. Ci siamo riusciti, siamo in un progetto dal titolo Arcobaleno e riguarda i 4 elementi della natura, per cui in questo periodo tratteremo l'acqua, quindi i laboratori, i club sono caratterizzati appunto dallo studio dell'acqua, di cui la nostra Calabria ovviamente è abbastanza ricca, nel senso che abbiamo il mare, siamo circondati dal mare, poi anche i corsi d'acqua e così via. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. L'arrivo di una perturbazione sul Tirreno apporterà nelle prossime ore un peggioramento del tempo anche sulla nostra regione. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani nubi e piogge sparse, più probabili sul Reggino, versante orientale ed Alto Tirreno, temperature in ulteriore calo. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Domani mari agitati, eccetto il golfo di Corigliano che risulterà al più mosso, venti moderati di scirocco. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Per il meteo è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.